Triestino di nascita, lavora a Bologna, è colui che ha creato questa geniale idea di last minute market. Qui siamo nella sede poi tra l'altro di Friuli Future Forum, dove tra pochi giorni parleremo del cibo 2020, qualcosa che si collega anche a noi, parleremo di sostenibilità di futuro. Qual è il messaggio che potrebbe dare a un incontro di questo tipo su cui stiamo lavorando? Ma guardiamo al cibo e alla produzione, quindi tutto il mondo che ci sta attorno, che vuol dire trasformazione in industria, che vuol dire distribuzione, che vuol dire soprattutto tutti noi che consumiamo con grande attenzione, con maggiore consapevolezza, perché ci stiamo perdendo molto la terra, il lavoro in agricoltura e vivendo in un mondo che è sempre più sterile, sempre più chiuso. Invece il cibo crea relazione, crea rapporti, oltre che anche reddito per chi produce. E guardarlo in un'ottica futura, progettare quello che ci aspetta nei prossimi anni, secondo me è un'azione assolutamente fondamentale, direi indispensabile. Qual è, a suo avviso, con la sua esperienza e con l'esperienza che ha maturato in questo progetto, il futuro di queste piccole e medie imprese agricole, che poi sono tutte piccolissime, neanche medie? Ma intanto piccolo, come diceva qualcuno, non è detto che sia brutto, potrebbe essere anche bello, l'importante è che ci sia un contorno adeguato, cioè degli strumenti, degli incentivi e anche una certa politica e delle misure che mirino alla conservazione, perché noi l'abbandono che c'è, e non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma tutto il paese e direi tutto il mondo occidentale, l'abbandono che c'è a partire dalla montagna per arrivare alla collina fino poi alla pianura è un danno che non potremo recuperare. Allora tutto questo processo parallelo di cementificazione da una parte, di pannellizzazione adesso dall'altra, porta l'agricoltore sempre più lontano, ma noi non potremmo andare sempre incontro alle importazioni, noi dobbiamo fra l'altro anche esportare. È possibile che paesi come la Cina per esempio stiano investendo, si chiama land grabbing, comprano terra ovunque, sono arrivati al doppio della superficie agricola italiana, siamo a 45 milioni di ettari perché sanno che il problema del mondo sarà in futuro il cibo e l'acqua. Senta, una delle mie idee, una idea personale ovviamente, è che queste aziende andrebbero aiutate non tanto a produrre, in quanto in effetti molto spesso lo sanno già fare molto bene, andrebbero aiutate a poter far conoscere questi prodotti e andare sul mercato. Certo, è inutile che poi ce la raccontiamo, siamo bravi a produrre, a trasformare, però poi dopo i nostri prodotti non arrivano Non si all'estero. vende. Siamo così, ci stiamo lamentando molto giustamente dell'agropirateria, e cioè che nei paesi esteri ci rubano un mercato, qualcuno ha stimato di 50 miliardi di euro, è tantissimo, però il vero problema non è soltanto che falsificano i nostri prodotti e spesso siamo noi che diciamo che andiamo lì a falsificarli, e quindi c'è anche una nostra responsabilità, ma soprattutto poi non siamo in grado di far arrivare i nostri prodotti sugli scaffali dei supermercati stranieri, e del resto lo vediamo anche in Italia perché la proprietà delle maggiori catene distributive sono in mano straniere. Quali prodotti secondo lei arrivano in Italia? Non certamente gli italiani. C'è qualche contentino, come si dice da queste parti, cioè Locale. qualche prodotto locale, e vedo che alcune comunque catene italiane lo fanno, hanno più sensibilità, ma gli altri perché lo devono fare? Promuovono i loro prodotti, è il mercato bellezza, quindi noi non siamo competitivi. Un'ultima riflessione riguardo il mondo del vino. Io credo che, anche perché ho lavorato nel vino per 30 anni, che ci sia il libro del vino che possa insegnare molto a questi agricoltori, perché i vignaioli, che erano i contadini di cui si parlava prima, sono diventati imprenditori tenendo questa benedetta filiera molto corta, andando sul mercato a tenere in mano il settore della vendita. Cos'è che potrebbero imparare da questa esperienza gli altri agricoltori? Beh, io credo che tanto tutti i settori sono molto diversi in realtà uno dall'altro, perché un conto è il vino, un conto sono le commodities per dire, no? Quindi, però Poi dovremmo. prodotti velocemente deperibili, che c'è Certo. tanto il vino a Certo, conservazioni. quindi ognuno ha una sua caratteristica merceologica, una sua logistica, un suo mercato. Noi dovremmo però essere così, diciamo, intelligenti da diciamo, sviluppare un mix, cioè ci sono dei settori più avanti, c'è poco da dire, questi vanno sostenuti, non ce li dobbiamo perdere, però il vino quando è che è migliorato tanto? Quando c'è stato nella metà degli anni '80 lo scandalo del metanolo. Io mi ricordo ero negli Stati Uniti a studiare il mercato dell'Ambrusco
Allora si vendeva l'Ambrusco. Ma tanto, esattamente, era un Coca-Cola Wine. Poi c'è stato questo scandalo, mi ricordo che lì c'era la pubblicità comparativa e mettevano al posto dell'Ambrusco nello scaffale il segno del teschio. Ecco, bella immagine, però l'abbiamo capita che non bisognava esportare schifezza e pian pianino nel corso degli anni adesso siamo i primi esportatori in quantità e valore soprattutto, quello che poi interessa. E ecco, lo stesso secondo me percorso lo dovremmo fare, sarà difficile perché sono altri prodotti, altri mercati, anche con il resto, perché un'agricoltura forte è un'agricoltura non monoprodotto, ma un'agricoltura e quindi gli agricoltori e quindi la coltivazione eccetera eccetera che va su più prodotti. Un'agricoltura forte è un paese forte anche. Certo, e bisognerebbe partire dalle nostre istituzioni, abbiamo degli assessori bravi, forti, perché la politica agricola comunitaria, soprattutto sullo sviluppo rurale, arriva alle regioni, ma ci vorrebbe un ministero, un ministro, a prescindere adesso dal colore, dalla partita, un ministro forte che vada a Bruxelles e che dica l'Italia c'è, perché conterebbe ancora molto. Grazie.